Al club azzurri le leonesse strappano una vittoria fondamentale. Nella giornata in cui la Juventus vince 2-1 in rimonta a Bari e il Tavagnacco impatta 1-1 con la Fiorentina, la squadra di mister Piovani ha dimostrato di saper tirar di fioretto e anche di spada quando serve. Di fioretto nel primo tempo, quando la squadra ha macinato un bellissimo gioco con trame deliziose, di spada nel secondo, quando la bombola di ossigeno ha iniziato ad andare in riserva. Nella prima frazione il Brescia si trova ad occhi chiusi con Giuliano che illumina per le compagne. All'8° minuto la fantasista imbecca Girelli su punizione, ma il colpo di testa del capitano trova l'intervento prodigioso di Guidi. Il Brescia colleziona corner, 4 in 10 minuti, e al 10° minuto ecco il vantaggio. Solito angolo al bacio di Giuliano, sul primo palo interviene Sabatino che insacca con un esterno destro strepitoso. Le leonesse sono scatenate ma un po' sprecone. Fra il 12° e il 13° potrebbero raddoppiare con le occasioni di Tomaselli e Sicora. Al 15° cross dalla destra di Erum. Guidi esce male in area e la sua respinta finisce sui piedi di Hendrix che non ne approfitta a porta vuota e mette a lato. Al 21° fa molto meglio Girelli, in un momento di forma strepitosa. Erum imposta per Sicora a destra, cross della polacca che ancora una volta Guidi smanaccia come può. Sulla ribattuta si avventa il capitano per il 2-0. Il Brescia non cala sul piano dell'intensità e potrebbe ancora andare in rete per 3 volte. La prima al 31° con corner di Erum per la testa di Dalescik con errore sotto porta. Al 32° con azione insistita di Sicora, prima di piede e poi di testa, e infine con quella che è l'azione della partita. Al 41° infatti Girelli crossa alla perfezione per Sabatino, l'attaccante si coordina in semi-rovesciata ma la palla colpisce la traversa e strozza l'urlo di gioia in gola al pubblico di casa. Nella ripresa il Brescia cala di intensità, complice la partita di Champions giocata contro il Montpellier pochi giorni prima, e il Ravenna ne approfitta per mettere le biancoblù in difficoltà. Al 13° da una mischia in area arriva il gol che riaccende la partita. Da quasi metà campo Pittaccio lascia partire un tiro improbabile verso la porta di Marchitelli. L'estremo difensore battezza fuori il tiro e viene sorpresa dalla parabola. Al 15° nemmeno l'espulsione di Carrozzi per fallo di mano e seconda munizione aiuta il Brescia a uscire dal momento di difficoltà. Le romagnole aggrediscono su ogni pallone e le leonesse soffrono. Piovani butta dentro Bergamaschi per un'esausta Sicora e Giacinti per Erum, e Chip e Chop aiutano la squadra a tenere il preziosissimo risultato. Al triplice fischio del direttore di gara Bianchi arriva il grande sospiro di sollievo, una vittoria meritata e fondamentale, certo un po' sofferta, ma anche per questo bellissima. Brescia 2, San Zaccaria Ravenna 1.